Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi giocheremo la siciliana contro questo... Aspetta, fatemi indovinare la bandiera. Dovrebbe essere Kazakistan, Uzbekistan. Madonna che capra. Va bene, giochiamo cavallo C6. La mossa principale è di 4, altrimenti c'è alfiere B5, anche buona, che è la variante rosso limo, che è quella che hanno giocato praticamente tutte le partite Caruana e Carlsen nell'ultimo match mondiale. Che noia. Giochiamo la variante. Giochiamo intanto cavallo F6 e poi E5. Questa qua è la variante Sveshnikov e una variante che giocavo da bambino, non che adesso mi senta molto più anziano, però... Ok, A6 qua è necessaria perché il bianco stava minacciando cavallo D5. Donna per F6 ora purtroppo non si può fare perché ci sarebbe cavallo C7. In realtà alfiere per F6 forse è una leggera imprecisione perché mi dà questa ulteriore possibilità che nella variante principale non avrei. Però vabbè, chi se ne frega. Gioco B5 comunque e me ne frego. Cavallo D5. Ora alfiere G7 e F5 dovrebbero essere le mosse principali. Ancora è tutta teoria. E d'ora in poi non mi ricorderò più niente. Va bene, dai. Allora, ne approfitto di questo momento di riflessione suo per ringraziare tutti i ragazzi che commentano questi video. Alcuni mi fanno morire dal ridere, però non posso commentare tutti, al massimo metto qualche like perché che se no ci metto una vita, siete tantissimi. Ok, Felici 7. Addirittura c'è qualcuno che mi ha scritto su Instagram. Grandi ragazzi. Eh, non sono molto attivo su Instagram, ma c'è anche gente che mi ha commentato le storie. Va bene, delle mie ricette, delle nostre ricette, mie e dei miei coinquilini, completamente fallimentari. In particolare una cheesecake dura come la roccia. Ok, qua la posizione sta degenerando perché sta minacciando cavallo C7. Io arrocco. Nel frattempo io ho giocato un po' senza collegare il cervello. Ok, B5, cavallo D4, torre C1. Ok, tutto sotto controllo. Mi piace la posizione perché ho tanti pedoni al centro e il buco che dovrei avere in D5 non si fa poi così tanto sentire perché se dopo la mossa C4, anche D4 si è indebolita molto per lui, quindi il mio cavallo è forte tanto quanto il suo. Qua posso... Perché non mi posso mangiare questo pedone? Guarda, tre pedoni tutti neri al centro, ah, fantastico. L'alfiere può andare tranquillamente in B7 e staremo a vedere. Ah, il mio centro è davvero troppo forte. Posso anche spingere F5, molto aggressivo. Dai, facciamo anche F5.
Una posizione in cui il bianco rischia di essere sommerso dai pedoni del nero, che sono... Il centro del nero è troppo esteso. E il bianco dovrebbe avere un pedone in più. Ah no, perché ha perso quelle 4, quindi... Bella, non ha neanche un pedone in più. Se mangiasse in A6, io forse mangerei prima in E2 con scacco, mossa intermedia, e poi rimangerei con un'infilata torre donna, quindi guadagnerei anche del materiale forse. Ok, alfiere C4 è ottima. È ottima se non avessi D5. Ma ce l'ho D5. Boh. D5, B per A6, forse interessante. Vabbè, su B per A6 forse faccio alfiere C6 e tutti i suoi pedoni passati che ha di qua non mi interessano tanto, tanto. Guardate che mega super iper centro. Vado anche di F4 forse. Forse il mio centro sta diventando troppo, troppo grande. Che può essere anche una cosa brutta perché adesso mi minaccia torre per C6, cavallo per C6, alfiere per D5. Ed è un problema. Ed è un grosso problema. Mi faccio F4, così su torre per C6 gli mangio il cavallo e non la torre. E ora devo iniziare a muovermi perché ho veramente poco tempo. Torre C5. Che cavolo di mossa è torre C5? Scacco, intanto. Poi forse mi mangio l'alfiere. Vabbè, questa la cambio, ok, dai. Ok, donna F8, doppio. E ora tutti a casa. Bella lì. Ok, questa volta abbiamo il nero. Ok, anche nell'ultima aveva il nero, quindi non è novità. Giochiamo ai 5 questo giro. Proviamo a fare qualcosa di original. Perché no? Oddio, sono in crisi. Cavallo C6, vabbè, dai, cavallo C6 la facciamo. Ok, alfiere B5. Questa volta giochiamo la difesa berlinese, che ha la fama di essere quella un po' più noiosa di tutte, ma vedremo che non è così. Torre 1, cavallo D6. Ora, ok, presa, giusto. Mi sto perdendo qualcosa, non sto capendo più niente. Ok, questa dovrebbe essere ok come variante. Non dovrebbe dare molto al bianco. Il bianco mi ha doppiato questi pedoni e in cambio io ho i due alfieri che dovrebbero essere più forti in posizioni aperte. Soprattutto questo alfiere che non ha il suo corrispettivo alfiere campochiaro del bianco che non c'è più. Ahimè, quanto ci dispiace. Ok, alfiere F6, donna F3, strana. La F3 è strana perché lascia questo pedone in D4 molto al suo destino. Sembra che io possa attaccarlo con cavallo F5 sia con la donna che col cavallo. E non è chiaro come lui possa difenderlo. Ok, posso tranquillamente magnarmelo. Minaccio C2, minaccio la donna, minaccio il cavallo. Infatti deve toglierlo di mezzo. E a questo punto ho un pedone pulito pulito in più. Che male non fa.
contro questo Jasper Lamer. Torre di 1. Effettivamente lui ce l'ha un po' di compenso per questo pedone. Tutti i pezzi alle torri nelle colonne aperte, i cavalli al centro. Però tutto sommato, se non ci dà matto, se non guadagna una torre, dovremmo essere ok. Tra l'altro adesso io voglio fare l'ingordo e mangiarmi anche questo. Non me l'ha permesso tornando indietro con questo cavallo. E noi, ovviamente, se il mio avversario accettasse il cambio delle donne, io sono solo che felice con il mio pedoncino in saccoccia. E vai. Ok, questo finale sarà una tortura per lui. Perché è proprio un pedone in meno per niente. E poi gli alfieri sono molto molto forti. Soprattutto in posizioni così aperte. Forse posso anche dare un alfiere per rovinargli la struttura. No, mi è scivolato, ma che palle, ragazzi, no. Dovrò rubare anche questa posizione. Che palle. Ok, dai. Ora però devo impegnarmi. Mi è scivolato l'alfiere in C3. Sarà durissima. Da un'agonia per lui diventerà un'agonia per me. Ragazzi, che sbatti quando succede. Sicuramente sarà successo anche a voi. Spero perché è proprio un'emozione da provare. Ok, viene da piangere. No, non so proprio da che parte cominciare ora. Ok, l'unica mia speranza è crearmi un pedone passato di qua. Adesso temo che lui mi faccia la torre a 1, quindi questo alfiere dovrò darglielo sul cavallo. No, ragazzi, bruttissimo, bruttissimo. Forse sarà la prima sconfitta di Vanni Maceria nazionale. Ok, in realtà dai, ho due pedoni per un cavallo, quindi non è così disperata. Sarà triste, sarà difficile, ma dobbiamo farcela a tutti i costi. Vediamo come prosegue. Io preparo un eventuale F5, che però non vorrei fare. Ok, dai, facciamo questa. Mi sono lamentato abbastanza della mia posizione, di questa alfiere C3 sciagurata veramente. Quello che non dovrebbe esistere negli scacchi online. Mm. Ok, fa parte del gioco. Facciamo finta che faccia parte del gioco. Torre di 2. Torre 2. No, Regi 3. Questo è pure meglio. Ok, a 4. Torre a 1. Torre 4 sarebbe la morte. Ok, torre 3. Magari gli è scivolato anche a lui. No, sicuramente no. Torre C4.
Ok, farà torre A3 per dopo giocare cavallo C3, probabilmente. A questo punto sono costretto a lasciargli il pedone A4 e tentare di rimangiarmi quello in G2 con con questa infilata. Ok, adesso devo dire che ho delle buone chance di patta, però chiaramente la patta non ci basta, noi vogliamo vincere. Ok, non vedo grandi trucchi da poter provare, quindi andiamo con torre H2. Ok, su scacco il mio re dovrebbe stare abbastanza sicuro in E7. Ah, scacco. Ok, ma tanto questo è difeso, no? Di cosa mi sto preoccupando? Ok, ora i pedoni sono diventati 3. Intanto, sputiamoci sopra. Diamo uno scacco, non diamo uno scacco. Ok, torre qua. Storto e dritto, le cose si fanno interessanti. G6, gli voglio impedire al cavallo di venire lì. Torre C4 per dargli giusto un po' di fastidio. Ehm, il mio avversario si è sconnesso. Ok, si è riconnesso. Sarebbe stato molto triste che fosse finita così. Ok, F5, cavallo se ne va. Ora la posizione è meno incasinata di prima, quindi una buona cosa per me. Spero che non faccia F4 perché vorrei tanto venire in G5, dove il mio re sarebbe decisamente meno esposto. Torre C6, difendo G6. Dai che ha 2 secondi. Un secondo. Ok, F4, Re 2, unica. Ora partiamo con i pedoni anche. Cavallo E4 possibile. Devo giocare qua. Ok, questa posizione potrebbe essere benissimo persa, potrebbe essere benissimo patta, non ne ho idea. Posso giocare il G5 qui, perché la torre è sotto. Why not? Questa. Re 6. Ok, perlomeno la patta dovrei avercela abbastanza tranquillamente. Scacco. Se va in F2 sono contento perché gli do scacco anche. Torno qua, lontano lontano dagli scacchi di cavallo che sono pericolosissimi. Se perdessi la torre adesso penso che mi metterei a piangere. G3. Cavallo scacco. Ok, può ripetere le mosse, ma non ho paura. Re F5. Sto per perdere per il tempo. Non dovrebbero esserci doppi di cavallo. Torre 2. Torre A2. Scacco di torre, torna indietro, non è un problema. Re G4. Dai che siamo riusciti a sfangarla anche stavolta. Re G4. Ora guadagniamo un po' di tempo con questi scacchi da dietro. Molto fastidiosi. Uh, mi insegue? Maledetto. C'ha anche ragione. È la sua possibilità migliore. Ok, resto in D6 e provo ad avanzare anche con quest'altro pedone. Su questo do scacco. Devo solo stare attento al cavallo che arriva in D3. Mi sa che non è stata una grande idea. Ok, cavallo D3. Ha fatto cavallo G2? Su questo posso fare F3 però.
Forse ho vinto. Yes! Uff, Madonna, sei stata dura, ragazzi. Diciamo che dopo questa alfiere C3 è stata veramente sciagurata. E ora decisamente devo andarmi a bere qualcosa perché ho dato tutto me stesso in questa ladrata clamorosa. E niente, spero che vi siano piaciute le partite. Ci vediamo al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!